ancora all'ampatto. Non riesco più a avviare da sto posto. Sono tornato perché mi manca un sentiero che devo fare, voglio andare a vedere una cosa. E io vengo da Zulei e c'era nebbia giù. Poi salì qua, invece è tutto aperto. Mentre qui è tutta nebbia, tutte nuvole basse. Che effetto strano che fa. Pensa a vedere questo effetto da sopra, lì dove c'è il ripetitore, dove c'è la stazione meteorologica. Voglio andare a vedere Pischina Ortadala, quindi devo tornare verso la grotta Oribi, mi pare si chiama Oribi, non mi ricordo più niente. E poi dopo vado definitivamente verso Liene. Qui c'è sto cartello, fanno della cotola Orbisi, itinerario Orbisi. Queste sono due cotole, no? Già l'ho vista l'altro giorno quando ero salito, presumo che stavo qua sopra. Però c'avevo il Frumineddo, l'Orbisi e poi qua si uniscono e vanno a finire nel Gorropo. L'Ampatto, lo chiamano pure Campo Oddeo. Bene, bene. Vediamo domani che tempo fa, ma domani dovrebbe essere bello come oggi. Buongiorno a tutti. Stamattina sono partito, ho iniziato dal sentiero quello normale, quello lì dove sono partito in un video precedente quando sono andato sopra per vedere il Gorropo dall'alto, e poi dopo, sempre seguendo su Maps.me, ho preso un altro sentiero, mi ha fatto fare una direzione a sinistra dove ho fatto un sentiero che non c'erano neanche gli ometti, quindi ho seguito bene la linea dei Maps.me e quel sentiero si ricongiunge poi su questo qui, Cai. Quel sentiero che ho fatto io prima mi ha evitato di allungare e di passare dove ci sono i primi due barracos, i primi due pinetti che si incontrano. Adesso sto scendendo verso la grotta Orbisi e poi da lì seguo perché vorrei vedere Pischina Ortadala e Saggiuntura. Orbisi, Colle Orbisi, 815 metri. Pischina Ortadala, però questa la voglio vedere dopo, quindi devo seguire 502. Qui ci venni già la prima volta che feci il giro all'Ampatto con la bicicletta, il primo giro in bicicletta, poi ti metto la striscetta sopra che ti dice qual è il video. Che qui pure c'è un pinetto, l'hanno diciamo reso privato. Si viene da là, si scende, qui sotto è la Cotula Urbisi, di là c'è la grotta e poi sali di qua. Sali da qui, ci abbiamo il maialino e qui era, sì, proprio esattamente
quando fece il primo giro in bicicletta. Poi qui c'è lo slargo, dove da lassù vieni con la jeep, in bici, o quello che sei, quello che vuoi. Poi c'è la sbarra. Quando io qui arrivai in bicicletta e passai la sbarra, e poi non trovai altri sentieri da fare in bicicletta, però nel video precedente a questo, dove sono salito su a Cocutos per vedere quella dall'alto, ho visto dei ragazzi scendere in bici, sicuramente sono passati da qua, solo che devi conoscere il sentiero. E questo è il piazzale dove arrivai. Qui c'è la strada e questa è la sbarra. E adesso vado di qua. Sedda a Barracas. No, Sedda a Barracas. E qui c'è pure una tomba dei giganti. Pensa che io l'altra volta non ci avevo manco fatto caso. E questa era proprio grossa, questa tomba dei giganti. E io ero arrivato un pochettino più avanti l'altra volta in bicicletta. Sono salito qua su, almeno la vedo un attimino dall'alto. Te.
dice pure Saddam è sorco. Diciamo siamo a ottobre, non c'è tanta gente, però lasciamo stare. E poi qua c'hanno delle foto. Orbisi dentro il sopramonte. Queste sicuramente le grotte fatte dai spiaggi. Qua la saletta pure per mangiare. Il locale è carino. Potrei pure mangiare fuori, però non mi metto comodo qua. Mi sembra pure la felpa. È proprio carino sto posto, sì? Cool Jones. È la prima volta che li mangio. Sono proprio buoni. Che sono ripieni di formaggio? Sono ripieni di formaggio? Sì, formaggio e patate. Buoni? Se è la prima volta che li mangio, sono buonissimi. Ma sai che il posto dove mangiare? Me l'hanno detto. Siamo nati qua e compriamo. Sì. A Calacolone me l'avevano detto, devi andare a Urzulei a mangiarli. Non lo faccio bene. Lepre con patate. Ah, aspetta. Lepre selvatica.